Allora lanciamo il servizio in cui Hermes Drigo, presidente del Comitato per le opere di compensazione e mitigazione della terza corsia dell'autostrada A4, illustra lo stato del lavoro del Comitato medesimo. Hermes Drigo, presidente del Comitato per le opere di mitigazione e compensazione della terza corsia dell'autostrada A4. Allora, signor Drigo, a che punto è il lavoro del Comitato? Noi abbiamo nel mese di agosto elaborato e presentato al Comune di Portogruaro, di Teglio e di Fossalta, al commissario Tondo e alla Commissione Ambiente Europea le osservazioni relative al progetto definitivo che le Autovie Venete hanno presentato. Osservazioni che, come avevamo più volte detto, fanno riferimento soprattutto alla mancanza di boschi. Il progetto definitivo prevede circa 1 ettaro per chilometro, compreso rotonde e tutto. Dai nostri calcoli avremo bisogno di 700 ettari per chilometro, per cui bisogna certamente e sicuramente aumentare le aree boscate. Prossime iniziative che intendete portare avanti in questi mesi? Allora, queste osservazioni che noi abbiamo fatto, le abbiamo trasmesse, protocollate tutte, le presenteremo in una conferenza che faremo più avanti, appena possibile, perché noi vorremmo con la terza corsia risolvere i problemi che da 40 anni questa autostrada ci crea, che sono problemi di rumore e problemi di inquinamento dell'aria e anche problemi di inondazione. Quante possibilità ci sono che le vostre richieste vengano accolte o totalmente o in parte? Questo dipende dal movimento dei sindaci, degli amministratori, ma soprattutto dei cittadini. Se i cittadini si muovono possiamo ottenere, perché questo è quello previsto per legge, anche se siamo in una situazione di commissario. Se facciamo tutti silenzio probabilmente non otterremo niente. La società civile del portoghese come è interessata, si sta impegnando, come la vede? Noi abbiamo oggi 2 grossi problemi che sono le centrali a biomassa nel portoghese e questo discorso della terza corsia e poi del corridoio 5. Sono un po' tutti preoccupati perché non vorremmo diventare, come spesso dico, un autogrill.